Numeri che danno la dimensione del fenomeno del gioco d'azzardo in Italia nel 2025, pubblicati nella prima relazione sul settore dei giochi pubblici trasmessa alle Camere dal Ministero dell'Economia, per un volume complessivo che ha raggiunto circa 180 miliardi di euro. A lanciare l'allarme, snocciolando i dati locali, è il consigliere comunale Raffaele Colombara. Quello che riguarda Vicenza è significativo, abbiamo un volume di oltre 240 milioni di euro per una perdita di 40 milioni che vuol dire qualcosa come 110 mila euro al giorno. A preoccupare, spiega Colombara, è la crescita del gioco online tra i più giovani. Oggi abbiamo visto che il numero di giochi, di conti online che hanno i ragazzi in mano, i ragazzi tra i 18 e i 30 anni, sono in Italia più di 8 milioni. La ricarica media che si è stimata è di 39 euro al mese per ragazzo. Ma tra le criticità evidenziate, quella che lo Stato rischi di entrare in contraddizione tra tutela della salute e interesse fiscale. Noi sappiamo che gli enti locali, le regioni, i comuni sono sempre stati in prima linea per difendere il territorio da questa dipendenza, e invece oggi lo Stato sta tendendo a distribuire alle regioni, ai comuni, i proventi del gioco d'azzardo. In questo modo capiamo benissimo come si sta sminuendo e anzi deprivando i comuni del loro ruolo importante.